Il primo aspetto sarà in questo periodo transitorio, fin tanto che le strutture diventeranno operative della Repubblica Veneta, non si pagheranno più le tasse al governo italiano, perché questa è la volontà del popolo, questa è la legge. Prima la dichiarazione di indipendenza, poi il taglio totale delle tasse. Secondo gli organizzatori viaggia verso i 2 milioni di votanti il referendum per l'indipendenza veneta che la piattaforma web plebiscito.eu terrà aperto fino alle 18 di venerdì. Alle 11 di stamattina su un corpo elettorale di oltre 3 milioni e mezzo di veneti avevano votato quasi 1.500.000, oltre il 40%, con solo 4.000 voti esclusi o da accertare. Io sì, sono venuto qui per votare insieme a mia moglie. Di indipendenza del Veneto, è anche giusto che se ora a definirla da pagare sempre tasse, perché altri. Sono venuta a votare per il Veneto indipendente. E il Veneto finisce sulle TV di mezzo mondo, seguitissimo per evidenti motivi dai russi, ma anche da altre truppe estere, sul traino di esempi eccellenti, come la Catalogna o la Scozia. Adesso tocca alla questione veneta, un'onda a cui la politica non può restare indifferente, ma le reazioni sono le più diverse. Il PD Andrea Martella crede nella libertà di promuovere la consultazione, ma non accetta di chinare il capo di fronte a una dichiarazione di indipendenza. Il leghista Flavio Tosi parla di un urlo di rabbia contro uno Stato che non vede il fallimento del paese. Il forzista Giovanni Piccoli chiede al governo di eliminare la disparità di trattamento tra regioni a statuto speciale e ordinario, una nota dolente su cui anche sindaci veneti di centrosinistra, contrari all'indipendenza, dicono comunque è ora di finirla. Ma io sono per il rispetto della Costituzione innanzitutto e sono poi perché spariscano le regioni autonome. Qui non siamo in un paese democratico, c'è chi si tiene il 100% e chi invece dà il 100%. Noi diamo più del 100% allo Stato centrale, non credo sia giusto. Ma tutti, d'accordo o no col referendum, chiedono di riparlare seriamente di federalismo. Il federalismo è una ricetta amara forse per le regioni assistite, ma come tutte le medicine fa bene. È bene questa sensibilizzazione, vedo che tutti stanno rispondendo molto bene e forse è il tempo che siamo noi cittadini a dire quello che vogliamo.